Buon pomeriggio ragazzi, eccoci tornati su Rondo Total War, questa bellissima Roma. Oggi puntata particolare perché con il passaggio del turno sicuramente avremo un sacco di ribelli che spawneranno in giro per la mappa. L'idea di questa puntata è di far fuori Capsa, pacificarla e renderla allineata, diciamo, al nostro impero nascente. E poi di fare qualche cosa qui a livello spagnolo per, insomma, riuscire a prendere Toledo, Cordoba, magari non in questo turno, però sicuramente nei prossimi. Allora, poi qui, ecco, qui sì, ci saranno i ribelli che spawneranno. Qua abbiamo problematiche con gli schiavi che danno problemi, però vabbè, vedremo, vedremo. Io intanto vi do il benvenuto. Andiamo a potenziare la Legione Prima Italica, perché il nostro generale può migliorarsi e direi che gli diamo un po' di autorità. Anche questo tratto buono. E poi gli diamo no, più 3 movimento. Non è che vi interessi più di tanto. Magari gli diamo no, costruzione no. Diamogli, dai, le battaglie in attacco, dai. Più 3 al morale, battaglie in attacco. Ok, perfetto. E noi intanto possiamo saltare il turno e vedere cosa ci aspetta. Ah, intanto che la flotta arriva, timidamente, nel porto, uno dei porti più belli del Mediterraneo. Gli schiavi sono ribellati ancora. Mamma mia, ragazzi, che ribellione di schiavi, veramente ovunque. Adesso vediamo dove si sono ribellati. Attenzione! Attenzione! Ci vengono contro un'azione kamikaze. Va bene. Eh, aggressione, vai, tiriamoli giù. Cartaginesi veramente allo sbando. Vabbè, grazie. Andiamo a ucciderli. Trattato di pace. Sì, sì, per me va anche bene. Però devi pagare. Vediamo. No, non riesco a estorcergli niente. 1000. Va bene. Vabbè, 1000. Buttali via. Eccoli lì i ribelli. Gli schiavi. Grazie. Perfetto. Vi ringrazio tanto. Perfetto. Ottimo, ottimo. Ah, i nostri si sono sacrificati praticamente. Va bene, ok. Direi che li rimettiamo in catena assolutamente. Ci provano di qua. Attenzione, attacco a Roma. Attacco a Roma. E noi direi che andiamo in modalità aggressione. Attacco a Roma. Ci tentano. Non abbiamo neanche subito troppi danni. Schiavizziamoli ovviamente. E qui ci ritentano. Ci ritentano. Cavoli. Ah, si sono presi. Si sono presi un po' di forze qua, eh. Porca miseria. Che i nostri fanno veramente schifo. Allora, prima mi preoccupano questi qua. Però qui abbiamo le mura. Ma la città è persa. Allora, niente, la... Andiamo modalità così, perdiamo la città, però adesso la recuperiamo subito tanto. Dovevamo essere più incisivi.
Ve l'ho detto che questo turno qua sarebbe stato un turno particolare. Grazie a loro, sì, assolutamente. Sono allineati. Dai, via. Ci stanno dando un sacco di aiuto questi, eh. Hanno anche un botto di esperienza. Questo non è che mi piaccia particolarmente, però va bene. Uccidiamoli tutti. Magari dovrei mettere qualcun altro qua a difesa perché non è che mi piaccia molto avere un esercito così nei miei confini che gira. Tanto l'ammiraglio, bene. Wow ragazzi, quanto disastro. Allora, andiamo a fare un bel upgrade. Bello, bello. Ok, ammiraglio ce l'abbiamo. Ok. Navi. Ok. Ok, lo facciamo entrare qua dentro. Perfetto. Va bene. Allora, qui la banchina potremmo potenziarla, però adesso vediamo. Intanto abbiamo loro. Ecco, qui adesso possiamo prenderci i legionari, tanta roba. Scendiamo. Mm, mm. Allora, potremmo portare questi qui. Wow, meno 3. Wow, meno 3. Perché abbiamo perso. Sì, abbiamo perso un po' di gente. Ah, non abbiamo più popolazione. Va bene. Allora, prendiamoci qualche cavallino. E potrei prendere un altro ancora. Vediamo. Sì. Altri due. Wow. Altri due. No, direi che secondo me così va bene. Come unità da supporto per prendere Capsa. Per me va bene. Pacificare, pacificare, Capsa. Ehm, Va bene. Abbiamo sbloccato un po' troppi edifici. Così. Allora. Ah, qui intanto cosa hanno fatto? Hanno saccheggiato praticamente e basta. Wow, così tanti turni? Wow, sono tanti turni. Tanti, tanti. Allora, qua dovrei togliere delle unità. Tipo loro li potrei congedare. Però mi gira le scatole perché sono a livello alto. Cioè di. Mi gira le scatole per quello. Ah, fatemi vedere qua. Ok, si allontanano. Si allontanano, sono 20. Ok. Ok, ok. Ognuno di loro praticamente mi ruba qualcosa. Va bene. Cioè, va bene e non va bene, però. Allora, potremmo lasciare questa cittadina temporaneamente, tanto siamo a 0. E andare a prendere questi. Che giro fa fare? No, assolutamente no. Allora, spostiamoci in questo modo. Ed eccoci qua. Il prossimo turno li andiamo a fare fuori questi. Ormai sono messi male. Anche noi però a livello di cibo non è che siamo proprio un fiore, eh? Proprio per niente. Proprio per nulla. Allora, così ci andrà sicuramente prendere del cibo, vabbè. Allora, Saguntum potremmo farla peschereccio. Le altre sono interne. A me i Bossim non mi interessa. Saguntum possiamo fare un peschereccio. Se no, qua in realtà anche ad Aleria potremmo fare. Anzi, non anche ad Aleria facciamo un pescivendolo. E qua ad Aleria. No, secondo me i campi vanno bene. Il bestiame va bene. Vediamo che ci vorrà un casino. Ci vorrà veramente un casino. Le mie truppe si affameranno, però. Non possiamo fare altrimenti. L'unica cosa che posso fare appunto è ridurre uomini qua, però. È anche vero che non mi serve un esercito così potente qui.
Tipo un cavallino lo potrei congedare. Di sicuro. E anche loro li congediamo. Mettiamo un esercito un po' più contenuto, ecco, dai. E magari ci prendiamo qualche truppa qua, ma non so se... no, infatti. Non sono abbastanza grosso, però va bene, dai. Facciamo così. Va bene. Allora. Qui abbiamo la pressione fiscale aumentata. Pressione fiscale. Stimolo commerciale, va bene. Ok. E vabbè, raga, per il cibo vedremo nel prossimo turno cosa fare. Attenzione, intanto si sono... C'è un altro esercito ribelle, ma noi tanto abbiamo i nostri qua di protezione. Li facciamo crescere ancora un pochino, giusto per abbassare questo valore. Intanto loro li portiamo a nord, andiamo a rompere le scatole. Sì, direi che è un'ottima cosa. E bah, vediamo se andare a Toletum. Mi sembra più abbordabile Toletum, però dipende sempre dagli eserciti. Sarebbe buona cosa mandare quest'uomo in avanscoperta, ma mi sa che non ci va adesso, che già segue il mio esercito. Qui l'abbiamo fatto. Ok, andiamo avanti col turno. Meno 6, mamma mia. Sempre peggio. Eccolo qua, un piccolo esercito. Partecipa alla guerra contro l'Armenia, no. No, ragazzo. Non parteciperò. No, 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 porca miseria. Questa è... Ci ha fregato, ce la giochiamo perché dobbiamo farli fuori. Non so se voi la vedrete, ve lo dico. Vabbè, ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Niente, è andata male. Abbiamo subito tante perdite. Così finiscono le cose. È andata male. È andata male. I nostri alleati scendono per darci una mano. Allora, pirateria, direi che li reclutiamo. Allora, insediamento è stato saccheggiato. Diserzione. Protezione terminata. Crisi alimentare. Wow, meno 24. Ribellione imminente. Rivolta agli schiavi. Wow, ragazzi, stiamo iniziando a collassare su noi stessi. Stiamo iniziando a collassare su noi stessi. Loro non hanno più cavalleria, però, Potrei attaccarli, ma vuol dire 10 contro 18. È un po' dura, onestamente. Potrei portare loro in difesa. Wow. Wow. Sti maledetti. Wow. Allora, vediamo se riesco... Se si sentono minacciati e dire va bene, vi diamo la pace. Moderata. Proponiamogli. Ok, per forza, ragazzi. Dobbiamo pacificarli perché sennò rischiamo di perdere questa città. Ancora peggio così. Allora, tiriamoli fuori. Tiriamoli qua. È solo rimandata, ricordatevelo, è solo rimandata perché questi infami li dobbiamo far fuori.
Allora, mi piacerebbe commerciare con voi. Dai, vi offriamo 1000. No, un po' di più? No, vabbè, più di 1000 non vi offro, onestamente. Maledetti cani. Siete dei cani. Niente, li teniamo qua allora. YOL. YOL. Li teniamo in zoo. Cosa facciamo? Questi li teniamo qua. Li fortifichiamo perché appena questi mollano la presa io gli entro dentro. Però stiamo però nel mio territorio. Ce ne andiamo tipo qua. Andiamo tipo qua. Allora, qui la situa com'è? 20, fatemi vedere. Ok, sono in 8. Ma potrei farli crescere ancora un po', a dir la verità. Però, vabbè. Andiamo a farli fuori, dai, che ci fa sempre un po' di esperienza. Meno 25. Cosa sta succedendo, ragazzi? Meno 25. Li andiamo a uccidere. Allora, potrei effettivamente spostarmi in questa direzione. Ok, adesso siamo solo a meno 3. Ci spostiamo. Addirittura fino a qua potrei arrivare. Ah, facciamo una passeggiata, dai. Ah, non si riesce a vedere niente. Allora. Adesso qua però brancoliamo un po' nel buio. Andiamo in giro con loro. Vediamo un po' com'è con lui. Vediamo un po'. Ah, guarda qua. C'è un nostro simpaticissimo amico che ci attende. Noi cosa possiamo fare sull'assassinio? Allora ci spostiamo di qua. Qui sembrerebbe essere libera la zona, va bene. Allora, lui ci blocca il passaggio, letteralmente. E sono abbastanza buoni questi, hanno cavalleria, che vabbè non mi spaventa. Dovremmo vincerla. Dovremmo vincerla. Andiamogli sotto, vediamo. Ah, hanno qualcuno di supporto anche. No, allora ce ne torniamo indietro. No, ce ne torniamo indietro. Ci mettiamo qua e ci prendiamo un po' di fortificazione. Ok, va bene. Non dovremmo avere particolari problemi. Intanto qua il cibo continua a diminuire. Andiamo a fare un peschereccio. Va bene. Meno 25 è una bella problematica. Qui abbiamo la banchina, ma a questo punto... no, va sempre comunque riparata. Va bene. Allora, andiamo a recuperare questi. Ecco qua, potrei togliere un po' di uomini adesso a questo esercito qua, perché non mi servono così grossi. Ok, li facciamo fuori. Bene. Perfetto. Andiamo ad uccidere. Ok, ah ok, siamo rientrati tanto di cibo, eh. Mamma mia, ma che gittata ha questo? Madò, ma che gittata ha, ragazzi? Questo esercito qua. Guarda, gli do ancora più gittata.
Ma andiamo a sviluppare un po' di frecce. Allora, poi andiamo qua. Non sopra. Wow. Perfetto. Andiamo a togliergli qualcuno. Tipo questi, quanto mi costa il mantenimento? Non costa poco. 184. 184 li potrei congedare, però vabbè, adesso vediamo. Wow, abbiamo tanto, tanto cibo. Vediamo. Non sarebbe male, però. Vedi, abbiamo anche un esercito ribelle da questo lato adesso. Ah. E anche da quest'altro. Ok, allora, questi li facciamo fuori subito. Anche se non so se mi conviene farli fuori subito. Forse mi conviene aspettare un attimo. Aspettiamo un attimo, dai. Qui ci sono ancora gli schiavi. Ok. Andiamo alla spia, qua è un aiuto, dai. D'altronde dove sposto, faccio da disastro. Vabbè, ma c'è una cavalleria. Ok, facciamo sto così. Qui aspettiamo perché aspettiamo che così mi sale un po' il gradimento, loro si radunano in queste ribellioni così un po' stupide. A questo punto questa entra, va bene. Va bene, allora rimaniamo così per ora. Qua forse mi conviene veramente arretrare a questo punto, perché senza cibo non vado da nessuna parte. E non mi aspettavo due eserciti così alle porte. Due sono tosti. Magari ci spostiamo leggermente più indietro, dai. Va bene. Allora, questi torniamo indietro, risaliamo da qua. Facciamo così. Va bene. Niente, il cibo cucù. Il cibo cucù. Mamma mia. Che disastro. Fatemi vedere la tecnologia. Siamo lontanissimi ancora dal prendere la filosofia. Va bene. Chi possiamo fare l'upgrade a lui, al nostro uomo? Gli diamo sblocca incendio o forza. Mm, Oppure stratagemma. Allora, diamogli questo qua delle imboscate, dai. E poi militare. Realizzazioni per questo agente, eccetera, ricchezza Vabbè, dai, facciamo così. Va bene. Facciamo di rompere le balle alla popolazione, va bene. E dobbiamo muoverci per gradi, ragazzi, perché adesso dobbiamo muoverci per gradi. Allora, potremmo anche tornare giù, arrivare qua e poi da qui andare con due eserciti in questa direzione. Forse è la cosa migliore. Forse è la cosa migliore. Tanto Cartagine dovrebbe essere abbastanza difesa. Abbastanza. Va bene. Ok, finiamo il turno e vediamo cosa ci attende per il prossimo.
Ok. Cosa fanno quelli lì? Andate via da lì. Andate via. Madonnina. Da un po' la caccia. Ah, ok. Un po' di contrasti con loro. Oh, cacchio. Allora. Vabbè. Però qui la stravinciamo. Ah, perché loro sono anche contro gli schiavi. Questa non me l'aspettavo. Facciamo modalità equilibrio, va, perché se intervengono anche loro. Questa giuro non me l'aspettavo. Gli schiavi li odiano tutti, ragazzi. Ovviamente tornati a essere schiavi. Qua. Ok, vabbè, noi siamo potenti, quindi più danni possibili. Ok. Schiavizzali. Attenzione qua. Cosa sta succedendo? Questo è il nostro alleato che ci aiuta. Modalità aggressione allora a questo punto. Uccidiamoli. Ho ben capito questa cosa, eh. Adesso vediamo. Ok, loro che ci aiutano. Declina l'attacco, davvero infame. No, dai. Andiamo in equilibrio. Lasciamogli fare delle piccole conquiste, dai, ci hanno voluto aiutare. È giusto aiutarli. Cioè, farci lasciare aiutare. Vabbè, ditelo voi in italiano, ragazzi. Ok. No, perché mi dichiara guerra, Caramantia? No, perché? Perché? No. No, perché Caramantia? Allora, ragazzi, questa battaglia qua ce la vediamo nel prossimo episodio. Noi ci lasciamo qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio qua. La fame ci attanaglia. Maledizione. Alla prossima puntata. Ciao, ragazzi.